proprio Hena prova il gioco a due con Thompson, il terzo uomo è Pinkins dall'angolo, prova lui la tripla, subito a segno Chris Pinkins. Okoye sfidato quasi da 3 punti, va subito da Trevor Thompson perché c'è Simon su di lui e poi Okoye che attaccano con Julian Stone, esce dai blocchi Hena, Pinkins sotto le planche, altra cancellata da parte di Langevin. Okoye si ritrova il pallone sui polpastrelli, passaggio per Julian Stone, in punta c'è Trevor Thompson. Hena con il cambio difensivo, Okoye si sente caldo, altra tripla, Steno Okoye vede una vasca da bagno al posto del ferro, esce dai blocchi Logan, su di lui Casarin, Thompson va a bloccare Logan, allora prende la linea di fondo, arresto, tiro in allontanamento, che canestro sublime David Logan da 3 punti. Un 8-0 di parziale, qui rivediamo con lo step back. Cappelletti consegnato per Carvel Henderson, pallone sporcato. Allora, dall'altra parte David Logan può addirittura schiacciare a 2 mani. 40 anni e non sentirli, doppia cifra per David Logan. Gli ha vinto 13 volte, qui invece rivediamo i canestri di un eterno David Logan. Non spara subito da 3, affrontato da Cappelletti, aspetta il blocco di Thompson, poi il tocco ancora una volta di Simon che può volare verso il ferro, inchioda a 2 mani con la rubata e l'affondata, quello che ci voleva per Justin Simon e i suoi. Vorrebbe il consegnato Stone, invece si va da Thompson, ora il doppio 0 sotto accoppiato Pinkins con Henderson, si sceglie il lato di Okoye che sprende e spara, punti numero Cappelletti, esce fuori da Henderson che fa saltare Okoye, poi prova a sparare da 3 punti, c'è l'errore, Langevin a rimbalzo, segna 2 punti Cappelletti, vuole dentro Langevin, accoppiato con Stone, prova a giocarsi l'1 contro 1 e segna altri 2 punti Cyril Langevin. Casarin arma la mano di Johnson che non se la sente di tirare, si va da Justin Simon contro David Logan, tiene il perno, va da Johnson, importante, da 3, da un attacco complesso ne esce fuori una gran tripla, esce sempre Logan dai blocchi. Casarin molto aggressivo sul numero 40 che lo sfida, palleggia, arresto, tiro, tutti in piedi. Logan mette palla per terra, a bloccare Pinkins da 8 metri, Logan dal logo, gioco, partita, incontro, chapeau David Logan. Andrebbe ad agganciare momentaneamente Treviso che sta giocando sul campo dell'Olimpia Milano, si chiude 76-86, anzi 78.